Siamo sempre nella Valle dell'Ede, dico Ede perché è un posto fantastico, veramente complimenti. Cioè, Grazie. l'azienda è bella e quando è bella, nel bello fai prodotti I buoni. prodotti buoni che sono accompagnati anche da una bella esperienza sensoriale e emozionale che si svolge nel mese di marzo, quando Ferragnes e tutto il campo è in aperta fioritura. Già a partire dall'anno scorso, insieme a mia sorella, abbiamo avviato questa esperienza per gli amici principalmente, ma non solo. Proprio in quest'area dove siamo, mandiamo dei tavoli, una tavolata lunghissima con i prodotti della nostra terra e facciamo questi pranzi in plein air e devo dire che lo spettacolo ci regala grandi emozioni perché quello che vedete adesso è tutto C'è il fiorito. tramonto, È si il vede, guardate alle mandorlo. spalle. Volevo dirti Ah. Giovanni, noi non siamo amici perché non siamo venuti ovviamente, non siamo stati neanche invitati, però siamo fiduciosi. Ci riserviamo di farvi Dopo questo l'invito video a ci siamo marzo. conquistati questa amicizia, quindi saremo qua l'anno prossimo. Comunque, guarda, il tramonto è spettacolare, ci sono colori stupendi. No, ma è bello a marzo perché veramente il mandorlo è un fiore candido e quindi veramente è una nevicata di petali bianchi, è bellissimo. Cioè Beh, invito a tanti a partecipare già a partire da quest'anno, poi manderemo anche sui social i nostri inviti, insomma vi daranno dei riferimenti perché è veramente una bella come li esperienza. avete chiamati? I pranzi, no, solidali, no, i pranzi dell'Eden, non lo so, i No, pranzi. non abbiamo definito un nome ancora tipo Eden, però effettivamente dico che è una bella esperienza. Oggi si va tanto in posti anche bellissimi, insomma, ma qui l'esperienza è unica perché ti fai una tavola tra amici, tra persone conoscenti, insomma, e gli regali un'emozione. L'altra sorella, lei partecipa pure a questi pranzi? Sì, Lei è tra gli amici, lei. partecipo. Lei Io è tra sono, la, io lei è sono amica? tra gli Ok. amici, tra gli invitati. Queste esperienze abbiamo voluto farle condividere non solo a marzo, nel periodo quindi della fioritura, della piena fioritura del nostro mandorleto, ma in un momento anche subito prima della raccolta, quindi luglio. Con una differenza, li abbiamo fatti in serale e i filari di mandorli erano tutti illuminati con le luminarie e quindi piuttosto che mangiare su un viale con i filari a destra e a sinistra, mangiavi proprio dentro, la tavola era apparecchiata a luglio, era apparecchiata proprio dentro il filare stesso e quindi è stata un'emozione anche quella forte e vi avevo invitato, ma tu non so dove dovevi andare e quindi non sei venuto. Ah, hai Eh visto? Hai visto? Te la sei sì, cercata, te la sei cercata, te la sei Davide. No, cercata. ma eravamo in giro per il mondo, quindi Eh. eravamo filari filari. Sì. Anche questa è un'emozione da fare sicuramente nel periodo precedente alla raccolta. Secondo me sono i momenti più belli per venire a visitare le aziende, che sono appunto il periodo della fioritura e il periodo precedente la raccolta, perché in quel periodo proprio vedi le mandorle già formate. Se tu poi vai in un periodo post raccolta, la pianta non ti dice niente perché comunque poi è una pianta che si spoglia, quindi resta nuda e non ti trasmette emozioni come può essere un mandorlo in fiore o un mandorlo come questo carico di mandorle. Laura e Sonia hanno un approccio all'agricoltura che tende anche a dare valore, oltre che al prodotto, a tutto quello che c'è prima, dopo e durante, che poi se vogliamo è il valore aggiunto. Perché noi, Perché? il ragionamento che noi facciamo come io compro siciliano è che diciamo, vivere l'esperienza della natura, l'esperienza dell'agricoltura, eccetera, arricchisce molto oltre il semplice prodotto. Il prodotto è parte di questo processo e con queste attività che voi fate consentite a chi vive in città, a chi non ha idea, diciamo, l'intero ciclo della vita in campagna. Ovviamente il lato diciamo comodo, perché poi la vita di chi Certo, lavora in campagna non è certo, comoda, abbiamo che del imparato. Quello lo resto chiederemo che papà, facciamo? al papà. Che è Coltiviamo quello che fiori, lavora. coltiviamo fiori per vendere mandorle, no? Ah, non lo sapevo. Vero, questa l'ho sentita, Questa è una questa l'ho cosa sentita. bellissima, me la Sappi, rivedo sempre. infatti ce la vendiamo questa frase, eh? È una Perché frase veramente hai del colto lo Callea, spunto, no, È ma la hai frase, è colto una proprio lo frase di Callea. spunto. Mi sono emozionata a leggere Sì, queste due righe io perché volevo dire una cosa. L'azienda è donna, perché sono due sorelle, l'azienda è donna, sicuramente
siamo aiutatissime da papà. E in quanto donna abbiamo deciso di portare, di valorizzare il nostro prodotto proveniente da una cultivar che può essere considerata agronomicamente donna per eccellenza, perché la Ferragnes, a differenza delle altre cultivar presenti anche in azienda, da sola non va a frutto, ha bisogno dell'impollinatore, e quindi se non è donna lei, voglio dire, chi è che è donna? Quindi Capito? complimenti Quindi alle donne. chiudiamo, è tutto È una tutto al visione, femminile. è tutta una visione al femminile la nostra, sì. Comunque, questo chiederemo il riscontro anche al papà, che è l'unico uomo È lui che si fa il difende. Che però mazzo. non si manifesta, non lo incontriamo lui mai, si- lo nasconde lui- sotto il letto. No, Sì, sì. adesso invece vi facciamo vedere, non possiamo vedere la raccolta perché la raccolta la facciamo soltanto di A noi basta mattina. vedere il papà. Ok, abbiamo finito il secondo turno giornaliero di operazioni e quindi è finita la smallatura, ma vi possiamo fare vedere il processo successivo alla raccolta, che è appunto l'essiccazione, che perché in agricoltura moderna o comunque nella mandorlicoltura moderna non puoi non dotarti di mezzi tecnici che appunto ti aiutano allo svolgimento delle attività da fare, delle attività culturali. Quindi noi abbiamo appunto, ci siamo dotati di un essiccatoio di una capacità di 30 quintali che ci permette di essiccare in maniera omogenea tutta la massa presente all'interno dell'essiccatoio. E poi abbiamo adottato insieme all'essiccatoio, con un sistema di nastri trasportatori, un ventilatore verticale che ci aiuta nella pulizia dalle ulteriori comunque impurità, quali può essere mallo, residuo, foglie o rami, e appunto, e poi a questo punto, una volta pulito il prodotto, viene direttamente messo nei big bag e fatta il camion, insomma, poi Insomma, finisce è il lavorato, processo, è lavorato. E in finisce questo secondo stanno il nostro lavorando. processo. Sì, in questo momento sento il Quindi questo- rumore, sì, stanno caricando l'essiccatoio. In questo Quindi- momento stanno caricando l'essiccatoio. Quindi andiamo dall'essiccatoio, ma l'essiccatoio è maschio o femmina? L'essiccatoio è maschio. Ah, ok, allora come Però vedete, l'essiccazione è femmina, perché il certo. processo è femmina. Ma chi è che pigia il tasto dell'essiccatoio? Un maschio o una femmina? No, l'essiccatoio ha tre pulsanti E e chi li generalmente li pigia? pigio io. Niente, non possiamo Niente, vincere, niente. tutto femmina.